Amici bellini, il giorno è proprio quello, quindi buongiorno, ovviamente. E dato che ci troviamo in un periodo pazzesco, è cominciato febbraio ed è il mese dove si giocherà ogni 3 giorni, noi non abbiamo nemmeno il tempo di approfondire la gara passata, che dobbiamo già proiettarci verso la gara che verrà e quindi è piena vigilia della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta e dobbiamo assolutamente fare delle ipotesi di formazione e vedere come ci arriviamo. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, amici bellini, è martedì, buon martedì veramente, ma poi a chi è cagato? Qualcuno potrebbe pensare perché buon martedì, ma perché quelli che seguono tutto sanno. Vi invito a iscrivervi al canale, Saverio Solito, se no si piglia collera. Perché? Perché oltre ai nostri video quotidiani, le live, eccetera, eccetera, io ho in programma delle cose nuove, altre tipo di altre interviste, insomma, anche da altre parti. Quindi iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione perché veramente ci sono cose che bollono in pentola ed è importante che ci siate tutti. Voglio la mia community dietro di me, la community che sta cominciando ad ascoltare Fragili mentalmente anche su Spotify, anche su Apple Music. Vi vedo, siete straordinari. Insomma, ragazzi, mettiamo un attimo da parte la polemica Gattuso, società, giornalisti. Ieri abbiamo fatto una live molto molto bella, approfondita, con un giornalista che ci ha onorato della sua presenza e ci ha fatto capire anche le dinamiche che a Napoli succedono ed è inevitabile perché Napoli è l'unica grande città che ha una squadra, quindi tutti si occupano del Napoli e non c'è nemmeno quello sfogo di sfottere magari i cugini, niente, dobbiamo morire dentro di noi, stesso noi ci azzuffiamo tra di noi e sono contento che invece su questo canale non avviene. Ma se ci proiettiamo già, se ci proiettiamo già verso la partita con l'Atalanta, noi abbiamo due possibilità. O guardiamo Napoli-Atalanta dell'andata, dove praticamente il Napoli fa un sol boccone, fa 4 gol, poi ne subisce uno, ma li abbiamo schiantati. Oppure ci teniamo d'occhio il periodo del Napoli di adesso e il periodo anche dell'Atalanta. Perché se guardi l'ultima partita dell'Atalanta contro la Lazio, ho riguardato gli highlights. La Lazio alla fine, highlights molto brevi, non ho visto tante azioni da gol dell'Atalanta. Voglio fidarmi degli highlights, ma alla fine la Lazio con un paio di contropiedi la chiude bene dopo il bel gol di Marusic. E quindi il Napoli credo che debba fare tesoro di questo e di provare a sfruttare la velocità di Lozano. Perché se noi guardiamo le formazioni dell'andata, era un Atalanta che veniva dalle fatiche di Champions, se non mi sbaglio, quindi eravamo avvantaggiati anche da quello, ma la differenza vera è che avevamo Osimhen in piena forma, non avevamo Insigne, quindi l'idea Gattuso non ha gioco, Gattuso non ha idee. L'idea era chiara di essere più verticali. Loro giocano uno contro uno. Ok, accettiamo l'uno contro uno, aggrediamoli alti e verticalizziamo subito. Ed è quello che abbiamo fatto. Poi ci è andata anche bene. Abbiamo giocato con Lozano a sinistra. E quando non c'è Insigne, ovviamente viene a mancare quel palleggio, quell'azione manovrata e ragionata. C'è più verticalità e che probabilmente ci ha dato anche una mano. Però quella era un'Atalanta con un paio di innesti diversi. Non so se effettivamente l'Atalanta sta puntando tutto sulla Coppa Italia per vincere un trofeo dopo le belle cose che hanno fatto. Si sono portati a casa tanti complimenti ma nessuna vittoria. Ed ecco che probabilmente daranno tutto in questa Coppa Italia e dobbiamo aspettarci un'Atalanta incattivita, la solita partita anche molto maschia, molto fisica da parte dell'Atalanta. Hanno recuperato Pasalic, che potrebbe essere della partita. E dobbiamo capire un pochino come avranno intenzione di farci male. D'altra parte noi dobbiamo fare di necessità virtù, quindi non possiamo contare su Osimhen, sicuramente non dall'inizio, chissà se nel secondo tempo ci sarà un po' di spazio per lui. Ci sono dei dubbi, io ho un paio di dubbi. Non credo vedremo Meret in porta, sinceramente. Il dubbio, come al solito, può essere su Yusai. Yusai che può far rifiatare Di Lorenzo o un Yusai che può far rifiatare Mario Rui. Questo è il dubbio al momento. Mi piacerebbe svegliarmi domani mattina e dire: Toh, c'è Gulam titolare, vuol dire che sta benissimo, che si è mosso bene in questi 2 giorni. La vedo dura, la vedo dura.
Però ipotizziamo, confermiamo Manolas Koulibaly, diciamo Yusai a sinistra, che può controllare meglio anche Ilicic col piede suo comodo. A centrocampo io ipotizzo il ritorno di Bakayoko, che si è riposato un pochino e quindi potrebbe essere un pochino più in forma. Bakayoko per la fisicità che l'Atalanta, lo sai, no? Le seconde palle che bisogna aggredire, ecco. Qui c'è la scelta che deve fare Gattuso. Entrambe le scelte possono essere buone, avere più dinamismo o avere più fisicità. Io credo che a Demme non ci puoi rinunciare, ma puoi ragionare su Bakayoko ed Elmas. Elmas 2 partite consecutive da titolare, facile che giocherà Bakayoko, e credo che su Zielinski non ci siano dubbi, verrà confermato. Non è ancora disponibile Fabian Ruiz, quindi non abbiamo dubbi, e Popotta, non credo almeno dall'inizio. Dopodiché in avanti il secondo dubbio più pregnante è quello se puntare su Petagna prima punta a fare a sportellate con i difensori avversari e quindi aggredire le seconde palle, sempre che decidiamo di lanciare qualche palla lunga, o puntare su Lozano prima punta, che potrebbe essere una soluzione. L'abbiamo visto come può funzionare, l'abbiamo visto con lo Spezia. L'Atalanta si prende dei rischi, lascia degli spazi, ed ecco che in quegli spazi Lozano si può inserire benissimo in quegli spazi anche da esterno, però si potrebbe dare secondo me un po' di fiducia a Politano dall'inizio, che non è detto che debba essere sempre quello che te la risolve dalla panchina. Ricordiamo che facevamo questo discorso su Mertens, non è detto, Politano può far bene anche dall'inizio, quindi considerando Insigne inamovibile, questa mi sembra la formazione che potrebbe andare domani in campo, quindi con Lozano prima punta a me non dispiacerebbe in questo caso. Bisogna fare di necessità virtù, sappiamo che da esterno può fare comunque bene, ma potrebbe far meglio forse di Petagna, e vediamo un pochino come si mette. L'importante è ricordarci che tutte le partite sono diverse, che se l'Atalanta ha perso con la Lazio non vuol dire che è in fase calante, vuol dire che è una partita dove si resetta tutto, e dobbiamo anche tenere presente che un pareggio non sarebbe da buttare via, perché questa è una partita che va vista nell'ottica dei 180 minuti, era andata e ritorno, e quindi non fare discorsi all'arma bianca senza doversi per forza suicidare per cercare di recuperare una partita. Servirà più pazienza in questa partita qui. Loro probabilmente cercheranno di fare la partita, e immagino un Napoli un po' più accorto, anche un po' più basso, non necessariamente di tiki-taka, ma un Napoli che tiene d'occhio le preventive, e vediamo come vorranno fare la fase difensiva, perché mi interessa moltissimo capire se effettivamente Gattuso ha cambiato un pochino il modo di difendere nel 4-3-3, facendo attaccare i difensori dagli esterni e non dalle mezze ali. Questo mi interessa moltissimo, il mio occhio sarà sulla fase difensiva del Napoli, per capire se abbiamo imparato a prendere meno imbucate centrali, che sono quelle che poi ci fanno più male considerando l'Atalanta. Ma l'Atalanta è sempre quella che da una fascia all'altra, da Gosens ad Atebor e viceversa, quindi sarà importantissimo il discorso dei terzini, e non posso non fare una tirata d'orecchio alla società che fino alla fine del mercato, il mercato è finito, non si è intervenuto sul mercato. Capisco cedere gli esuberi, capisco che ci sono pochi soldi, ma qualche idea poteva venire, come è venuta. La Roma prende Reynolds, insomma il Milan cerca, nonostante prima in classifica, rimpingua la rosa e cerca di fare quello che deve fare. L'Inter decide di non vendere Eriksen, per esempio, e questa è anche un'idea. E purtroppo il Napoli è stato immobile, e speriamo... proprio immobile, vabbè, ma è immobile la Lazio, non ci interessa, ma la Lazio si sta comportando bene, quindi testa alla Coppa Italia. È una partita importante non tanto per la Coppa Italia in sé per sé, perché poi ci sarà il ritorno, ma è importante per l'ambiente, perché se tu fai il filotto di 3 vittorie consecutive si abbassano un pochino le polemiche, e anche quello che si dice nell'ambiente su Gattuso, il rapporto con la società. I giocatori sono con Gattuso, a loro sono contro la società, però non è detto, perché può essere pure che fanno buon viso a cattivo gioco. Abbiamo visto abbracci anche in passato che poi non significavano niente. Tutte queste polemiche si abbassano solo se fai risultato e fai prestazioni convincenti. Se invece stecchi,
si dirà che Gattuso ha fatto male a sfogarsi in conferenza. Tutte le cose nel calcio sono vere, quando poi il risultato ti cambia il significato delle cose che hai fatto, non c'è niente da fare. La sostituzione, il 3-4-3 di Gattuso è stato geniale, perché in quel momento la squadra si era abbassata troppo, ma a volte non si dice anche ti sei messo con 5 difensori, ti sei abbassato troppo e hai preso il gol, si dice sempre così, invece no, l'hai fatto con 5 difensori. Il calcio alla volta è bello anche per questo, perché è vero tutto e il contrario di tutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando, fate le cose che dovete fare, fragili mentalmente, canale Telegram, iscrivetevi al canale. Vabbè, io sono un po' stanco, probabilmente devo andare a dormire. Avete lasciato il like? No, perché poi Saverio Solito vi parla della giveaway, magliette, felpe, cose varie. È importante. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solito, non mi ricordo come mi chiamo.